I bandiere avanti onore, bandiera di tutti i colori, bandiera combattimento, amaro all'umento, bandiere tutto il mondo di guerra ma sto in fumo. Bandiera di Satayanca per calate braghe, bandiera di vittoria in fascista storia. Bandiera quarantena con morbe e caccarena, bandiera mensasta che sventolì mesta, bandiera blu custigli, la pace dicono lì. Bandiere sbanderatori, sciota e ammalloppo, bandiera sciacquacippa, pa festa, da scoppo, bandiera disegnata con zucchero e ricotta, bandiera germanisa, chi da catruce stotta, bandiera giapponese, inglese e americana, bandiera francese e poi chi africana, bandiera ottomana che imparaste sovrana, bandiera San Basilio, con foce e combattente, bandiera di Castello, bandiera di Mussario, bandiera di Sagrario, bandiera di San Sabba, Bersene e Marzabotto, bandiera pusata su una cascemotto, ma famiglia bandiera del re imperatore, a chi sbadellata e chi da un redentore. Chiudete con questo. Basta. Grazie, grazie. Eccola qua, a Mimmo, che sia una goccia d'unguento alle ferite dell'anima. Grazie Maria, grazie. Leggi dillo tutto Bravo, che c'è, racconticene un centinaio, grazie. ma questo Grazie per questo bel dono, perché lo porterò al museo affinché ci ricordi di questa giornata, del passato e del futuro. Grazie Maria, grazie. Abbiamo avuto l'onore di vedere Maria Costa. Maria Costa che personalmente forse sono stato l'ultimo fra i presenti a conoscerla. Ho avuto il grande piacere, la grande soddisfazione, come avete visto, di capire, di poterla vedere da vicino, sentire, apprezzare la sua bontà, la sua cultura, la sua esperienza, la sua forma poetica, il grande intelletto che aveva. Non sono forse il più adatto a considerare chi è Maria Costa. Perché io dico chi è? Perché un grande poeta, e poi vi farò il nome, ha scritto: il poeta non scrive per vivere, ma scrive per sopravvivere. E in un'altra frase che lo stesso poeta dedicò al figlio, nella conclusione diceva: quando giri per la casa
e non mi vedrai più come la nave al porto, non ti demoralizzare, guarda nei libri e lì mi troverai. Ricordati che il figlio di un poeta non morirà mai. Cioè Maria Costa non soltanto per me, ma per tutti noi non è deceduta, non è morta. Anzi, giusto il detto del poeta, adesso rinasce, perché forse adesso comincerà ad essere riconosciuta. Per il video che abbiamo avuto l'onore di poter presentare, ma il grande onore è stato quello quando il 21 luglio del 2015, come secondo appuntamento, ci ha ospitato a casa sua. Era ancora in perfetta salute, energica, e l'ha dimostrato anche nell'ultima poesia, Le bandiere, con quale forza, con quale animo e con quale energia lei recitava le poesie. Al di là di questo, ho voluto introdurre, forse in maniera inopportuna, ma la prima cosa che avrei dovuto fare era quella di dare il benvenuto a tutti voi, ringraziarvi per la vostra presenza, portare i saluti di tanti amici che ci hanno telefonato, ci hanno comunicato di non poter essere presente per impegni precedentemente assunti. E qui vediamo la rappresentanza del prefetto, la dottoressa Ruggeri, viceprefetto. Abbiamo avuto la possibilità di dare l'invito personalmente, perché più volte ci ha dato l'onore di essere in questa sala. La ringraziamo e la preghiamo di portare i nostri saluti a Sua Eccellenza il Prefetto. Il commissario della provincia regionale ci ha fatto sapere che per motivi di impegni precedentemente assunti non può essere presente e noi lo ringraziamo. Avevamo cercato di avere presente anche altri amici, vedi Franz Recobono, vedi altri amici, come che posso dire, gente che ci è stata sempre molto vicino, ma sono stati impegnati fuori. Uno credo che sia a Trapani, l'altro è a Caserta. Ci hanno fatto sapere che sono presenti e naturalmente saranno sempre vicino a noi. Elencare tutti i nominativi che ci hanno comunicato di non poter essere con noi, ecco, dico Gianni Arcurio, ma Gianni Arcurio è andato in un'altra cerimonia uguale. Il dottore Nino Versace è qui con noi e lo ringraziamo per la presenza e per lo sforzo che ha fatto, perché non guida e si è reso veramente disponibile ad essere qui con noi. L'Associazione Culturale Pelotità, l'Associazione Culturale Giovanna d'Arco, il comandante della stazione dei Carabinieri, e dico nominare tutti, il collega Pippo Ferraù, l'ingegnere mi aiuti Termini, e dico tutti siamo allo stesso livello, il dottor Arena, e tutti dobbiamo partecipare a questa cerimonia. Senza andare tanto alla lunga,
io passo la parola al relatore, il dottore Giuseppe Ruggeri, che ecco, lui sì ha conosciuto e continua a conoscere Maria Costa. Perciò il dottore Ruggeri, il relatore di questa serata, le passo la parola.